L'agricoltura guarda allo spazio in occasione di Space Agritech Expo, iniziativa promossa da Regione Veneto e Veneto Agricoltura che ha approfondito le frontiere dell'innovazione tecnologica e le nuove prospettive offerte dalla ricerca scientifica per affrontare le sfide globali. Oggi, grazie all'utilizzo delle nuove tecnologie, alla ricerca, all'innovazione, ma soprattutto ai sistemi satellitari che oggi sono i satelliti, domani potrebbero essere anche stazioni satellitari, noi possiamo utilizzare tutti questi dati, i famosi big data a nostra disposizione per fare il monitoraggio in campo, per monitorare le nuove fitopatie che ci sono purtroppo nella nostra agricoltura sempre di più, anche per effetto del cambiamento climatico, o penso al riutilizzo, al riciclo dell'acqua, così come dei nutrienti. Quindi è fondamentale continuare a investire in ricerca e innovazione, soprattutto in dati che vengono utilizzati e trasformati. La possibilità è quella che i due mondi, sempre meno lontani, dialoghino costantemente, condividendo saperi, conoscenze, know-how e dati quasi in tempo reale. Secondo noi, per fare un collegamento serio tra quella che è l'agrispace, nell'agrispace, tra quello che è la space economy e l'agricoltura, dobbiamo mettere in campo altri due attori importanti e l'anno prossimo lo faremo. Uno sono le organizzazioni dei produttori e un altro attore che deve essere presente qui saranno le amministrazioni regionali. Perché nelle prossime PAC, nelle prossime fondi comunitari deve essere ricompreso anche uno spazio per la space economy, perché l'agricoltore ne ha necessità. Se vogliamo fare agricolture sempre più compatibili abbiamo necessità anche di dati che arrivano dai satelliti. Un momento di dialogo e scambio tra esperti internazionali, istituzioni, ricercatori e rappresentanti del settore privato, sottolineando l'importanza della collaborazione interdisciplinare per lo sviluppo di soluzioni sostenibili e visionarie. I dati utilizzati per il monitoraggio delle colture e per il supporto alle aziende agricole oggi rappresentano una mole molto rilevante. Consideriamo che circa il 40% dei dati oggi satellitari viene utilizzato per il monitoraggio dell'ambiente, il 20% circa per le emergenze e il 25% per il monitoraggio appunto dell'agricoltura, delle colture e in supporto quindi alle aziende agricole. Quindi già il dato numerico ci indica come sia rilevante l'utilizzo dei dati satellitari a beneficio e a supporto dell'agricoltura.